Sì, ho capito. Allora, rapidamente, abbiamo poco tempo a disposizione, vediamo altre pillole di questa via della felicità. Nicole, ma non doveva essere qua tuo padre? Verrà, me l'ha promesso. Ne sono certa. La campagna pubblicitaria è andata benissimo e voglio ringraziare. Scusate, è successo. Devo scappare. Un minuto all'inizio dello spettacolo. Non hai talento. Non sei attraente. Troppo grassa. Troppo basso. Troppo vecchia. Guarda, fai schifo. Davvero pensi di farcela? Tanto non ce la fa nessuno. Lascia perdere. Rinuncia. Rinuncia. Lascia stare. Liberarsi dei preconcetti, quanti ce ne sono, oppure consigli che a volte possono abbassare, no, il nostro livello di elevazione anche spontaneo, istintivo. Per riassumere il tutto, ricordiamo un po' un momento di incontro che voi farete con le porte aperte della vostra sede, gratuito, no? Sì, il mercoledì 16 marzo e sabato e domenica 19 e 20 marzo, 15:30, presso la chiesa appunto di Scientology di Padova, che tra l'altro in quell'occasione terrà questa conferenza e dimostrazione di Dianetics gratuitamente, però inviterei veramente chiunque voglia trovare delle risposte in merito a Scientology, perché uno può essere d'accordo o meno, però conoscere quelle che possono essere delle risorse che la persona può effettivamente usare per migliorare la sua vita, per riprendere fiducia in se stessa, per aiutare anche altri, perché magari uno sta benissimo per quanto riguarda se stesso, però siccome Scientology ha gli strumenti può patrocinare appunto iniziative e lo fa volentieri proprio anche per altri gruppi e associazioni con cui collabora. Inviterei veramente le persone a venirci a trovare alla chiesa di Scientology di Padova, che è aperta tutti i giorni dalle 9:30 di mattina fino alle 10, sabato e domenica chiude alle 6.
Quindi la sede che tanti passando per Padova in circonvallazione appunto zona Plebiscito, dove c'è questa rotonda, vedono che si erge, che peraltro è stata una ristrutturazione molto importante di un edificio che ha una valenza storica. Sì. È una sede aperta? Sì, è una sede aperta completamente e appunto è aperta tutti i giorni, tra l'altro da mattina fino a sera tardi, per cui chiunque veramente desideri scoprire qualcosa di più e trovare le risposte da applicare nella vita può venirci a visitare. È in via Ponte Vigo d'Arzere 10. C'è un numero di telefono, c'è un sito che Sì, ricordiamo? 049 87 56 317 oppure www.scientology-padova.it. Perfetto, per avere tutte le informazioni, le delucidazioni anche relativamente al libro che tanti ci hanno chiesto, che può essere acquistato. Sì, il Dianetics può essere assolutamente acquistato presso la nostra sede oppure anche ordinato online, comunque lì potrà visionarlo e vedere insomma i punti di interesse. Esatto. Tiziana Bonazza, grazie di essere stata qui con noi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito. Noi abbiamo cercato in pillole di fare una sintesi di un mondo, perché in realtà sono anni e anni di studio e tantissimo materiale che voi con grande pazienza siete riusciti a estrapolare per dare degli assaggi ai nostri telespettatori. Grazie ancora Tiziana Bonazza da Chiesa di Scientology di Padova e grazie a voi di averci seguito. A presto.